Immagino che la situazione sia diventata insostenibile sia per la signora che per la famiglia, per cui non posso che pensar bene, nel senso che se hanno la possibilità lo facciano. La storia di Elena, residente nel veneziano, che ha scelto di recarsi a Basilea in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito, riapre il tema problematico della legalizzazione dell'eutanasia. Può la società con le sue leggi codificare se e quando un uomo ha diritto o meno di continuare a vivere? È proprio questa la domanda che abbiamo rivolto ai cittadini a Spinea, città in cui Elena viveva con suo marito e sua figlia. Che se uno decide di togliersi la vita, diciamo togliersi la vita, se lo sa di fare, ben venga per lui. Ognuno è libero di fare le sue scelte. Ha fatto bene, perché è inutile soffrire, se si sa già in partenza che non c'è niente da fare. Perché se un animale soffre tanto abbiamo da padroni il diritto di togliergli le sofferenze e noi umani no. Perché sempre e comunque una legge deve decidere per le nostre vite, non possiamo essere noi liberi di scegliere. La signora Elena aveva metastasi molto profonde che si erano determinate nel tempo. Era pienamente capace di autodeterminarsi, ma non era ancora sottoposta a trattamenti di sostegno vitale per poter accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia. Questa è una discriminazione tra malati, una discriminazione che da domani con l'autodenuncia di Marco Cappato presso la stazione dei Carabinieri sarà posta all'attenzione della magistratura. La signora Elena era una donna molto forte, estremamente lucida. In merito alla storia di Elena interviene anche la sindaca di Spinea con una riflessione sul tema etico su cui ognuno di noi è chiamato in maniera strettamente personale. E proprio all'ultimo saluto e abbraccio finale di Elena nel videomessaggio la sindaca avrebbe voluto rispondere con un abbraccio abbastanza forte da farglielo sentire. Pensato parecchio.